Ecco il primo cannabis store del Veneto. Siamo a Vicenza, in via Gorizia, e persino le signore sbirciano nella vetrina. Sono curiosa di sapere. Proponiamo di tutto, dal panettone al cioccolato, ai Ma che biscotti. ingredienti ci sono? C'è il gusto, Perché l'aroma. cannabis? C'è l'aroma della cannabis. Quindi Ma questo è legale, eh? Ecco la domanda che si fanno tutti. Vendere prodotti a base di cannabis è legale? assolutamente sì, perché siamo sotto il livello consentito dalla legge, che è proprio lo 0,2%, quindi una briciola nel mare. Ma Cannabis può essere letto in due modi: uno cannabis, due cannabis, cioè faccio volte canna. due volte, allora non è che raddoppio il principio attivo poi? No, questa domanda è bella, non me l'ero mai posto. E già, tutto si gioca sul principio attivo che non supera il livello previsto dalla legge. Ma il simbolo della foglia di cannabis, questa volta per quanto legale, il caso vuole che finisca proprio nella strada dello spaccio di Vicenza. È un insulto secondo me, non ci sta, proprio. Già l'insegna fa effetto e contrario alle abitudini di noi bigotti, ecco. Sembra molto una beffa il fatto che proprio in questa strada apra un negozio di cannabis. Nella strada dello spaccio, dove ci sono tutti i pusher, quindi una strada di leoni, non mi esprimo. i ragazzi che vengono qui hanno solo la sensazione di trasgredire. Esatto. Quindi nella strada dello spaccio, dove ci sono tutti i pusher, quindi una strada di leoni, voi siete il ruggito del gattino. Esatto, lo facciamo in maniera forte, ma in un altro punto di Il vista. ruggito del gattino. Esatto.